E parliamo della stagione teatrale ad Adria, Teatro Comunale, stagione 2019-2020. Un saluto da parte di Andrea Bolognese dal gruppo Facebook Il Blog di Adria del Polesine, anzi il blog di Adria Polesine Eventi Veneto Delta del Po. Come va? Tutto bene dall'altra parte? Ok. E poi abbiamo anche l'omonima pagina Facebook, il blog di Adria del Polesine, e su questi potete tranquillamente condividere i vostri eventi locandini, oppure anche a venire solamente a curiosare su cosa sta succedendo, ok? In giro per il territorio, ok, sempre eventi, manifestazioni. Allora, siamo qua che vi aspettiamo. Allora, parliamo della stagione teatrale 2019-2020 al Teatro Comunale di Adria, quest'anno organizzata interamente in house dal comune e allora, si partirà giovedì 28 novembre 2019 con il corpo di ballo di San Pietroburgo con il Lago dei Cigni, il più emozionante tra i balletti classici, dove si potrà ammirare la perfetta unione fra coreografia e musica. Questo evento è fuori abbonamento, quindi è un'iniziativa privata, comunque fa sempre parte del cartellone. Anzi, prima di continuare vi dico che vi lascio sul post del video il link per andare a vedere con i vostri occhi tutto il programma della stagione teatrale al Teatro Comunale di Adria, quindi se ci sei, guarda bene, c'è scritto locandina, clicca sul link e vai a vedere con i tuoi occhi, ok? Poi giovedì 19 dicembre alle ore 21 ci sarà la compagnia Wow Spettacoli che porterà in scena Uomini sull'orlo di una crisi di nervi. Poi vado velocemente, venerdì 24 gennaio l'associazione FITA regionale del teatro amatoriale proporrà Il Trigamo di Piero Chiara con la regia di Maria Grazia Bettini, ok? E la partecipazione della compagnia amatoriale Accademia Teatrale Capogagliani di Mantova. E poi domenica 2 febbraio sarà la volta della commedia musicale Mamma Mia Bella, ovvero il colpo di scena più interessante della nostra vita, con la regia di Elena Sofia Ricci. Giovedì 27 febbraio con 58 sfumature di Pino ci sarà il grandissimo Pino in segno. Venerdì 13 marzo alle ore 21 la compagnia Come in uno specchio che calcherà il palco del Teatro Comunale con uno spettacolo in linea con le finalità culturali dell'amministrazione. La scelta per questa nuova stagione teatrale, scrivono qua nel comunicato, è stata quella di prediligere le compagnie e i teatri stabili presenti nel panorama teatrale, offrendo una stagione in linea con le ultime stagioni teatrali. L'organizzazione e la realizzazione saranno gestite direttamente dal comune, quindi se avete bisogno di ulteriori informazioni, intanto vi cliccate sul link che vi lascio sul post del video, che andate a vedere ecco cosa c'è, sì, tutte le manifestazioni. Poi se avete bisogno di altre informazioni, Comune di Adria oppure Proloco di Adria, ok, che va sempre bene perché la Proloco di Adria adesso potete anche acquistare i biglietti di qualsiasi evento. Allora, grazie a tutti per l'ascolto, un saluto da parte di Andrea Bolognese. Vi ricordo, per le vostre locandine e curiosità, fate pure, condividetevi, iscrivetevi al gruppo Facebook Il Blog di Adria Polesine Eventi Veneto Delta del Po, cliccate mi piace sulla pagina Facebook Il Blog di Adria del Polesine, fateci sapere se vi piace e se non vi piace tenetevelo per voi. Vabbè, un saluto da Andrea, grazie a tutti per l'ascolto e prossimamente sempre qui, ciao ciao.